Si è svolta al Teatro Biondo Stabile di Palermo la 30ª edizione del Premio Internazionale Pigna d'Argento, organizzata dall'Accademia di Sicilia in persona dal presidente Toni Marrotta, affiancato dall'avvocato Daniela Marrotta, con la collaborazione della Monge SpA, della ditta Trix Italia SpA, della Lai Art e della Moca Termini. L'evento si è suddiviso in due parti. Nella prima parte sono stati assegnati i premi speciali alla carriera, alla cantante Marcella Bella e all'attrice Marisa Lauritto. Tra i tanti premiati nella sezione Scienze Mediche è stato premiato il dottor Antonino Candela, direttore generale aziendale sanitaria provinciale di Palermo, mentre tra i nuovi accedi, Amici di Sicilia, è stato iscritto il poeta e scrittore Francesco Billeci di Borgetto. I nuovi accademici di Sicilia, e chiamo sul palco anche il presidente onorario dell'Accademia di Sicilia. Standing ovation per una che davvero ha il cuore napoletano ma anche questo ardore siculo. Buonasera Marisa, benvenuta al Teatro Biondo. Guarda un po', sempre accolta con grande successo quando arriva in Sicilia con i tuoi spettacoli, perché ormai diciamo c'è una delle seconde case ce l'hai anche qui. Assolutamente, adesso ho lasciato il teatro in questo momento e io vengo sempre in Sicilia, a Palermo comunque sempre, faccio i miei giri meravigliosi, vado nei mercati a mangiare le cose buonissime che avete e godo di questa terra straordinaria e sogno. Ma si fa per dire, però una battuta, che ritorni il regno delle due Sicilie, no? No, magari, meraviglioso, meraviglioso, è bello, questo è bello. Non fare anche il derby tra Napoli e Palermo. Bisogna dirlo perché non bisogna dirlo perché non è così. Io adoro l'Italia tutta quanta unita, però veramente io credo che la Sicilia e il sud sia una cosa un po' a parte, nel senso che la creatività, la vitalità, la voglia di vivere, insomma abbiamo tante cose in comune, la storia, la cultura straordinaria. Non bisogna dimenticare le nostre origini, mai, e bisogna portare avanti sicuramente tutte le nostre qualità ancora di più, fermamente. Io quest'anno, oltre che a occuparmi, sono molti anni che oltre a occuparmi appunto della mia arte teatrale e quant'altro, faccio anche arte contemporanea. Anche la foto, che è un'altra tua grande passione che dobbiamo scoprire, perché è un artista anche nel campo della fotografia, dobbiamo saperlo. E sono venuta anche in Sicilia a fotografare. E c'è anche il colonnello Giuseppe Ferro. Ci siamo tutti, siamo pronti? Allora iniziamo a consegnare le insegne a Francesco Billeci. Francesco Billeci che riceve le insegne dal professore Tommaso Romano, dal vicepresidente colonnello Giuseppe Ferro, dall'Accademia di Sicilia professoressa Patrizia Allotta. Francesco Billeci che è nato a Borgetto, scrittore, poeta cantastorie e sceneggiatore eclettico, versatile e fortemente poliedrico, mentre riceve le insegne, autore di diverse opere, tra libri di narrativa, poesia e commedia teatrale, ha partecipato a tanti cortometraggi, commedie, attento curatore di diversi volumi, prefatore e postfatore di qualità, presidente dell'associazione anti-racket, anti-usura Liberiato di Borgetto Partinico. Si distingue per l'intensa appassionata attività di divulgatore della cultura della legalità che gli appare auspicabile traguardo delle future generazioni. E mentre abbiamo celebrato le sue straordinarie doti, ha ricevuto le insegne da parte dell'Accademia di Sicilia. Davvero un buon lavoro e andiamo avanti con il prossimo che è Agatino. Eccolo qua, lo recuperiamo. Marcella Bella. Buonasera Marcella, eccola qui che arriva al Teatro Biondo, benvenuta. Buonasera a tutti voi, ciao Palermo. Siciliana Doc, questo premio di sicilianità davvero, lo possiamo dire, dai piedi fino all'ultimo capello. Davvero che... Sì, e poi ho sempre portato avanti questa sicilianità. Sono sempre stata orgogliosa di questa sicilianità e tutta la mia personalità è sicula, non c'è niente da fare. Dalla testa ai Ho piedi. provato a smussare un po'. Sì, ci hai provato ma non ci sei assolutamente riuscita. No, non ci sono riuscita e mio marito, 38 anni che mi sopporta. Ancora adesso mi dice: ma tu devi proprio parlare in questo modo, usando le mani. Sì, ma ti ho spiegato da 38 anni che in Sicilia facciamo così.
Siamo abituati in questo modo. Tra l'altro tu ci hai abituato male, anche tu, dobbiamo dirlo, perché tu non finisci mai di sorprenderci, perché ovviamente questo premio alla carriera è per la carriera finora raggiunta, per quello che stai facendo e per quello che continuerai a fare. Tra l'altro lo diciamo, questo premio che va a impreziosire anche questo lavoro che già hai appena proprio realizzato, è fresco fresco, lo stai presentando. Infatti per abbiamo questi visto giorni. un pezzo del nuovo video, del nuovo disco, un disco veramente splendido secondo me, scusate se sono io a dirlo. Ma lo confermeremo anche noi quando lo Prodotto vedremo. dal grande Mario Biondi, anche lui un sicolo siciliano doc, anche lui made in Vulcano in Etna. È per questo che siete così ha prodotto vulcanici, questo nuovo disco e praticamente l'avete visto. L'abbiamo visto, un insieme. assaggio, poi ovviamente assaggio vogliamo di un scoprirlo pezzo. tutto, è già lì, Beh, no? dovete sentirlo. Possiamo già andare a comprarlo, è già in... Spero. Ecco, è già disponibile. Benissimo, ovviamente tra pochissimo la premiazione, però tu hai duettato con grandissimi artisti, ne abbiamo visto alcuni l'abbiamo citato. Guarda, il pubblico siciliano, ci possiamo avvicinare, il pubblico di Palermo è bravissimo, guarda, tu non Ma sai se io lo sai. so, perché ho sempre avuto un rapporto stupendo con i palermitani, devo dire la verità. Io sono forse più amata dai palermitani che non dai catanesi. Questo L'applauso sicuro. che arriva ed è fortissimo. È stato un amore. E di fronte a questo applauso, Marcella, noi ti chiediamo una cosa allora a questo punto. Io direi, hai duettato con tutti, possiamo anche duettare i colori davvero la Sicilia. Sono veramente onorata di ricevere questa bella pigna. Vi ringrazio tutti i palermitani, ringrazio la signora e soprattutto l'Accademia di Sicilia. Cioè, guarda, c'è il presidente Toni Marotta che è un tuo grandissimo estimatore, un tuo grandissimo fan, ci ha tenuto tantissimo perché questa sera tu ricevessi questo premio. Eccolo lì. Grazie, Facciamo sono veramente orgogliosa di riceverlo, grazie. un grande applauso alla siciliana Doc, premio speciale alla carriera artistica, come dicevamo finora, quella che ha raggiunto, quella che ti aspetta, Marcella Bella. Complimenti davvero. Grazie ancora e lo terrò veramente molto caro questo perché rappresenta sempre la mia Sicilia. Grazie a tutti voi, tutti i siciliani che io tengo sempre qui nel mio cuore. I tuoi conterranei che ti vogliono bene. Grazie Marcella, in bocca al lupo ovviamente per il nuovo Viva il lavoro. lupo, perché Brava, sono brava, viva il lupo. Tra l'altro questa sera l'abbiamo scoperto pure noi, tutti viva gli animali, viva il lupo. Sì, viva il e lupo. viva Marcella Bella. Grazie grande, ancora. però viva anche la nostra Arrivederci, a presto. campagna. Grazie, a Marotta presto. e tutta l'Accademia di Sicilia. A presto. Grazie. Un grande applauso, salutiamo e ringraziamo Marcella Bella, premio speciale alla carriera artistica.